Si tratta proprio della mancanza nel nostro paese di cultura della cosiddetta fase ascendente della legislazione europea, cioè noi invece di proporre leggi europee che poi saranno direttive, regolamenti eccetera, molto spesso aspettiamo che arrivino le direttive, le strategie europee per poi magari chiedere una deroga, fare una applicazione così un po' più adatta ai nostri interessi. È esattamente l'opposto, noi dobbiamo avere la capacità di proporre le nuove regolamentazioni europee che mettano al centro la bioeconomia. Se l'Italia ha dei brevetti molto avanzati sulle bioplastiche, quindi plastiche che non nascono dai fossili ma nascono dall'agricoltura, per capirci, perché non dobbiamo dire che questo deve diventare sempre più uno stile anche del resto d'Europa? Perché non dobbiamo su anche i nuovi elementi di innovazione che abbiamo nelle tecnologie che ci permettono di fare la bioeconomia, cioè quindi un'economia basata non su minerali non rinnovabili ma su materiali che vengono dall'agricoltura sostanzialmente in gran parte e che possono essere riutilizzati, lavoriamo in questa direzione. Ma l'evoluzione da parte delle imprese, da parte delle associazioni di comunità locali, dei cittadini è indiscutibile. Il tema è che normative diamo. Io ho fatto una proposta, ma i prodotti fatti con bioeconomia perché non pagano il 50% dell'IVA rispetto ai prodotti che invece si basano sui combustibili fossili? Allora noi dobbiamo rendere credibili le soluzioni che vogliamo proporre. Se abbiamo un interesse alla decarbonizzazione, a uscire dai fossili, a evitare l'estinzione del genere umano con la crisi climatica, dobbiamo farlo incentivando ciò che decarbonizza. Una di queste è la bioeconomia.